Accade di tutto sul campo di Nola nei 90 minuti che offrono complessivamente 5 gol, 3 dei quali per gli ospiti del Matera, li assicurano ai lucani il primo en plein stagionale dopo una mezza dozzina di pareggi. Una partita decisa da un lato dalla forte volontà del Matera di far punti, un Matera che ha giocato un'ora in 10 per l'espulsione di Losacco, e dal festival degli errori della difesa campana. 2 palle gol fornite e sprecate da Bressi prima e poi dal nuovo acquisto Pannitteri nei primi minuti di gioco, e lo stesso tandem si intromette nei balbetti difensivi al 38esimo, mandando il gol il piccolo Bressi. Pareggia il Nola oltre il 45esimo in pieno recupero, e di Rovani la staffilata imprendibile. Sono giustificate, sane e consapevoli le barricate materane nell'avvio di ripresa, ma non bastano su una punizione di Casale al 20esimo, che sbuca da una selva di gambe a pelo d'erba e finisce in rete. Matera KO? Sembrerebbe di sì, ma la banda del buco locale concede il bis e la punizione dal limite di Bressi diventa una palombella che evoca altri tempi ed altri piedi. Una nuova distrazione indietro per il Nola e Marino si invola, stringe al centro ed alza un pallonetto destinato al fondo della rete che comunque Pannitteri spinge in gol. Gli ultimi fuochi del Nola si infrangono sul filo del fuorigioco e legittimano un risultato alla vigilia imprevedibile. Oggi 10 contro 11 ho visto una squadra che anche sul 2-1 non ha mollato, non ha perso la convinzione nei suoi mezzi, e ha lottato e ha giocato per vincere la partita e ci è riuscita.